Oggi ragazzo, abbastanza desfatamente, ti porto con me a testare la strada da, diciamo, zona mia, Eraclea, Jesolo, eccetera, fino ad Ampezzo, provincia di Udine. È una sorta di giro di ricognizione dove tu con la moto o con la macchina, è la stessa cosa, fingi nella tua fantasia di essere in camper, così capisci, ma la strada è impegnativa, perché ad esempio l'altro giorno siamo andati a Passoggiau in moto ovviamente è tutto facilissimo, ma io con il camper col cazzo che ci vado, anche no, più col traffico e tutto, quindi Passoggiau per me col camper almeno in stagione è bocciatissimo, hai capito? Andiamo a vedere adesso un pezzo. Buongiorno. Attenzione, adesso passeremo per tramonti di sotto. Nel caso in cui il navigatore ti porti a fare passo rest, io te lo sconsiglierei caldamente in camper. È vero che i cartelli dicono lunghezza massima 10 metri, però evita. Qui è dove venivo una volta col camper e vedi dove c'è quel T4 lì, vista lago, ok? Lì c'è un ponte tibetano, è perfetto per fare 2 spacciorate, attenzione che è un lago, e poi vabbè, se sei con l'e-bike, con la bici, con una bella salita al 10% sali su a Tramonti, che è dove stiamo andando adesso. Me lo risegno perché non ce l'avevo segnato, ci andavo sempre a memoria. Vedere la vecchia ti ricordi, la vecchia postazione a Tramonti di sotto. Adesso credo che hanno commercializzato un po', fammi vedere, c'è l'area sosta camper qui all'entrata, area wellness, area picnic, info e prenotazioni per l'area picnic. Non ho parole, per fare i soldi come cambiano tutto, porca troia. Una volta mi mettevo tipo su queste piazzoline qua, ora quanti ricordi qua, porca miseria. Vabbè, infatti picnic, no guarda, ci sono dei van life in libera, quindi probabilmente ancora si può, fammi pensare. Adesso siamo a giugno, metà giugno, proprio dove mi mettevo io qua, proprio dove mi mettevo io. Hai visto? Anche aperto il tentativo, forse è possibile ritornare allora a Tramonti, dai. Qui vedi i tendalini aperti anche, quindi buon segno insomma, ecco. E questo dovrebbe essere il campeggio, no, adesso è un bar aperto, una volta era un campeggio. Qui ho provato, aspetta che mi ripuntino, che qui c'era anche il rubinetto. Guarda che posti ragazzo, guarda che posti. Questo era uno dei miei posti preferiti. Dopo è arrivata un po' la mafia, ma non mafia intesa come clan mafiosi, famiglie mafiose, mafia intesa come mentalità, hai capito? Di chi si vuole accaparrare il tutto per poterne ricavare dei soldi, hai capito? Quella è la mafia. Allora ragazzo, intanto guarda qua a destra che bello, tempo. Io ho già visto vedi sotto, ho già visto il percorso, faremo un passo rest, quindi per arrivare ad Ampezzo sai che il navigatore ti porta per passo rest, non va bene, ti devi trovare un'altra strada.
molto molto bello, ma come hai visto assolutamente no in camper il passo Rest. Mi raccomando, ricordatelo, passo Boldo e passo Rest sono due passi che non si fanno in camper. L'area sosta camper è dentro adesso questa stradina dove vedi il distributore. Adesso andiamo a darci un occhio e poi magari, se riusciamo, andiamo anche a dare un occhio alla strada alternativa, quindi non rifarò più il ritorno per il passo Rest, anche seppur sia molto bello, ma per una strada più normale, più camperabile. Credo che la strada fattibile sia quella che passa per Valle di Cadore e Lorenzago. Adesso ho messo Lorenzago di Cadore, poi da Lorenzago di Cadore rimposto il navigatore. Ad ogni modo ho letto accesso al bike park, quindi credo che per le bici sia un ottimo posto. Questo è, diciamo, il centro di Ampezzo, carino, c'è il classico paesino di montagna con i suoi baretti, vari negozietti. Sicuramente è una pizzeria, guarda che bello, guarda, che bello. Dai, lo faremo in camper. Adesso mi sto, guarda, immaginando la strada, certo può essere strettina, ma assolutamente percorribile quando abbiamo cose del genere, come le stai vedendo adesso. Guarda se non mi puntino sto parcheggio. Bello. Sono da solo, dove posso mettermi? Fuori? Va benissimo, porca lì. Grazie bene. Ti serve la ricevuta? Notala ora. Rifornisciti all'erogatore. Fatto? Guarda che bel cane che abbiamo qua. Ugan! Istugan. Umuiam, chiama bene. Tipatico.
Che personaggio. Ieri non camminavo, oggi cammino. Bene, dai. No, vabbè, allora la strazio, devo andare a Jesolo che c'è un'amica che cantano, vado con Alessia in moto e siccome è diciamo, in un chiosco e Jesolo hanno già rubato 2 moto, la straccio, oltre a vabbè, legarla al palo, tutte le misure di sicurezza, e attacco la telecamera, sì, perché tanto non consuma praticamente niente. Niente, ho il cervello andato, ci vuole il router, cosa te ne fai della telecamera senza router?